Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci ancora insieme, supportati dallo SPI-CGIL del Veneto, e questa volta andiamo a cercare di capire cosa sta succedendo nella regione del Veneto. Un andamento verso una età sempre più longeva, una regione quindi che invecchia, ma come, in che termini, quali sono poi le dinamiche sottese, quali sono le problematiche emergenti, tante volte ne abbiamo parlato. Però si cerca, almeno la politica affronta il qui e ora, il presente, non guarda un po' oltre, e invece bisogna assolutamente ed è necessario, in una regione che invecchia in proiezione, prendere dei provvedimenti che vadano un po' al di là, altrimenti ci saranno grossi problemi. Per parlare di questo, lo SPI-CGIL, e qui abbiamo il piacere di avere Ugo Aggiollo, segretario della segreteria SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Supportato dalla dottoressa Chiara Gargiulo, ricercatrice dell'IRES Veneto, grazie anche a lei dottoressa. Ecco, lo SPI-CGIL ha condotto in collaborazione ovviamente con l'IRES una ricerca che è stata presentata già a un congresso, una ricerca molto interessante proprio sull'andamento dell'evoluzione quindi della popolazione in questa regione e soprattutto l'analisi dell'invecchiamento. Per parlarcene la dottoressa naturalmente, però eccola qua, Veneto è una regione che invecchia. Ai noi, vero segretario? Ai noi, ma già lo si sapeva, però lo si intuiva. Ai noi direi di no. Noi pensiamo che il fatto che ci sia una maggiore longevità è sicuramente un fatto di per sé positivo. In 100 anni le persone vivono 20-30 anni in più e questo è sicuramente un fatto positivo. Il problema casomai sono altri due. Uno, il fatto che poi, come vedremo dalla ricerca, c'è una denatalità nel nostro territorio così come nel resto d'Italia, e quindi abbiamo sempre di più un numero di anziani che aumenta mentre i giovani diminuiscono, e dall'altro il fatto che le politiche che oggi vi sono in campo secondo noi non aiutano né gli anziani, non danno risposte rispetto appunto a una popolazione che sta diventando più anziana, né rispetto alle famiglie e ai giovani. E questo evidentemente è un problema serio che poi ci porta, lo vedremo dopo, ad avere un fenomeno per cui la popolazione della nostra regione sta diminuendo ormai da 10 anni circa, e in prospettiva diminuirà ancora di più. Infatti io non volevo dire purtroppo, nel senso che invecchia, ma purtroppo non ci sono giovani che controbilanciano l'invecchiamento, perché poi sappiamo benissimo il sistema anche pensionistico come funziona, per cui la questione è questa, e poi più persone diventano anziane, più bisogno di sanità e di sociale c'è, e questo non viene fatto da altri pensionati a parti volontari, su cui però non si può speculare, ma da persone in età lavorativa, no? E possibilmente giovani. Assolutamente sì, questo è uno dei problemi che noi abbiamo di fronte, nel senso che è evidente che noi rivendichiamo ci siano servizi quali sanità, sociosanitario, servizi sociali e via di seguito, però altrettanto è evidente che per averli ed averli di qualità ci devono essere delle entrate e quindi degli investimenti su questi servizi che sono date sostanzialmente dal fatto della produzione, e cioè da parte di chi in questa regione, così come nel resto del paese e del mondo, produce, e quindi è in grado di poi anche avere un reddito. Ce l'hanno anche naturalmente i pensionati e contribuiscono in maniera forte anche loro, però dicevo questo è il dato principale. Quello che diceva lei è assolutamente vero, e cioè che quello che abbiamo di fronte è invece una regione che da questo punto di vista sta declinando. Infatti. Dottoressa, allora, questa ricerca è stata fatta come, dove sono stati estrapolati questi dati, un po' ci inizi a far comprendere le dinamiche che ne sono emerse? Certo, allora, l'idea della ricerca, la ricerca nasce proprio con l'idea di dare una fotografia demografica della regione, cercando di mettere in luce le dinamiche, gli andamenti e le differenze territoriali tra le province, tra i comuni, eccetera.
e dare una fotografia demografica della regione sia guardando un po' a quello che è stata l'evoluzione degli ultimi decenni, che è il punto di partenza, diciamo, per comprendere cosa è successo e dove ci troviamo, e sia nel tentativo di spostarci in avanti e guardare da qui al prossimo ventennio cosa ci possiamo aspettare accada. I dati utilizzati sono tutti dati Istat, quindi sono dati pubblici, sono Quindi dati avete ufficiali. tratto da dati ufficiali, insomma. Sì, sono pubblicati con cadenza regolare a livello comunale, quindi sono tutti dati appunto noti e ufficiali. Dopodiché il tentativo che abbiamo fatto noi appunto è stato quello di spostarci e di proiettare in avanti le dinamiche demografiche. Anche queste sono cose che fa l'Istat, con delle metodologie particolari e spiegate dettagliatamente. Noi abbiamo cercato di farlo appunto a livello anche comunale e soffermandoci appunto sugli andamenti e su come potranno evolvere queste dinamiche nei prossimi 20 anni. E ci serve perché appunto ci dà un'idea, se non nel numero, nel valore assoluto preciso che viene fuori, ci dà un'idea di trend che è difficile che venga invertita in un intervallo temporale che è medio-breve in demografia. 20 anni sono un attimo. Sì, anche la pandemia intervenuta non ha cambiato i trend, tra l'altro, no? Che si pensava potesse inclinare. Allora, l'evoluzione, io direi di vedere già la prima slide in cui indica che cosa? Sì, nella prima slide, almeno nella prima parte della ricerca, abbiamo cercato di dare appunto una fotografia di come è evoluta la popolazione nel Veneto e nelle sue diverse province. Vediamo che quindi per ambiti territoriali avete fatto la provincia di Treviso, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Belluno, però c'è una netta distinzione, diciamo, tra le prime 4 province e le ultime 3. Esatto. Eccola qua. Diciamo che tendenzialmente l'andamento del Veneto è stato in crescita fino più o meno al 2014, 2013-2014, dopodiché ha iniziato a diminuire perdendo circa lo 0,1% di popolazione all'anno. Dopodiché vediamo 3 blocchi di province essenzialmente, cioè c'è tutta la parte, le province diciamo anche più numerose del Veneto, che sono quelle che ha citato all'inizio, e che seguono grosso modo l'andamento della regione, quindi un aumento importante nel primo decennio, diciamo, degli anni 2000, che vedremo è stato spinto soprattutto in realtà dai forti movimenti migratori in entrata, perché i saldi naturali invece della popolazione non erano così alti da far aumentare la popolazione con questa velocità, mentre c'è un secondo blocco di province che sono Belluno e Rovigo, che in realtà già negli ultimi decenni hanno sperimentato un forte spopolamento. Venezia si colloca un po' a metà, diciamo, tra questi due andamenti. Non brilla però. No, Venezia come città metropolitana? Provincia. Sì, città metropolitana, ok. Sì, perché appunto perché fosse centro storico, uno dice vabbè, però città metropolitana fa riflettere un po', no, segretario? Lei che si è occupato anche della Camera del Lavoro, quindi. Sì, questo è un trend che conosciamo. Purtroppo Venezia, come abbiamo detto in tante altre occasioni, è una provincia, uso il termine provincia anche se quello corretto è di città metropolitana, ma forse è più facile comprenderlo con la definizione di provincia. Ha situazioni che sempre di più portano a una stagnazione dal punto di vista della popolazione. C'è una forte diminuzione nella cosiddetta città d'acqua, ma in realtà ci sono anche altri territori che sono in diminuzione e territori in espansione ce ne sono francamente pochi dal punto di vista appunto della popolazione. Come diceva la dottoressa Gargiulo, in realtà quello che vediamo è appunto Venezia in una stagnazione, Belluno e Rovigo che non riescono ad avere una inversione rispetto a un trend che sta andando avanti appunto da decine d'anni, con zone che continuano a spopolarsi e ad avere sempre minore, diciamo, popolazione e quindi anche
Poi arriveremo anche a questo e poi quelle che sono le province del centro Veneto, da Verona, Vicenza, Padova e Treviso, che in realtà hanno avuto un forte incremento, ma che adesso appunto da 10 anni stanno segnando il passo, se non avendo una diminuzione. Lei parlava di appeal e questo è uno dei temi che in qualche maniera abbiamo affrontato e vorremmo anche affrontare, perché si discute sempre molto di immigrazione. Però il problema è che il Veneto sta patendo anche una situazione di migrazione verso altre regioni e verso l'estero. La migrazione qualificata noi abbiamo, l'emigrazione qualificata. Abbiamo l'emigrazione qualificata, ma non solo. Vorrei dire che perdiamo in tante occasioni, dopo aver investito giovani che hanno acquisito una cultura notevole verso altri territori, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e via di seguito, ma perdiamo anche giovani in quanto tale, che semplicemente prendono e se ne vanno all'estero o vanno in altre regioni, l'Emilia Romagna o la Lombardia. Quindi evidentemente c'è un problema di cui dovremmo farci carico anche in questo caso. Assolutamente sì. Vediamo anche la slide successiva, perché qui vediamo una distinzione che avete presentato: montagna, collina, pianura e poi città, piccole città, sobborghi, zone rurali. Ce la spieghi un attimo? Quindi zona altimetrica e l'altro invece la zona di urbanizzazione praticamente. Sì, diciamo che uno dei focus appunto della ricerca era quella di mettere in evidenza le differenze territoriali sia a livello appunto di comuni, province, sia di caratteristiche del territorio, e abbiamo visto che in effetti, considerando queste due caratteristiche, la zona altimetrica e il grado di urbanizzazione, vediamo delle differenze importanti all'interno del Veneto. Guardando solo all'ultimo decennio, dal 2012 al 2022, che è il periodo in cui abbiamo iniziato a sperimentare un importante spopolamento, quindi calo della popolazione, vediamo che questo non è equidistribuito a seconda della zona altimetrica, ma è decisamente più importante nelle terre alte, quindi in montagna, e la collina si colloca più o meno a metà e la pianura, almeno nell'ultimo decennio, ancora è riuscita se non aumentare almeno a rimanere stabile. E più o meno lo stesso discorso lo possiamo fare guardando il grado di urbanizzazione, quindi vediamo che le città e le piccole città sono riuscite a mantenersi nell'ultimo decennio, a mantenere la propria popolazione più o meno stabile, e mentre ha iniziato già a decrescere fortemente nelle zone rurali, quindi delle differenze all'interno della nostra regione importanti appunto secondo queste caratteristiche. Segretario, questo cosa potrebbe comportare, questo andamento? La cosa che ci preoccupa è esattamente quella che dicevo prima. È evidente, insomma, che con una diminuzione della popolazione, accanto a dati che vedremo dopo, e cioè dentro questa riduzione abbiamo un aumento delle persone anziane, una diminuzione dei giovani e una diminuzione anche delle persone adulte, cioè quelle che sono tra i 25 anni e i 60, e quindi quelle che normalmente noi consideriamo le persone attive. Questo ci porta a fare un paio di riflessioni. Uno, dobbiamo cambiare le politiche pensando da un lato ai servizi per le persone anziane, però da questo punto di vista, lo diceva bene ieri a un nostro convegno un ragazzo giovane, pensando in realtà alle famiglie, perché spesso e volentieri il fatto che non vi siano risposte per quanto riguarda i servizi alle persone anziane vuol dire semplicemente scaricarle sulle famiglie e scaricarle sui giovani. E quindi da questo punto di vista non è un problema di rivendicazione generazionale, ma è l'avere l'idea di una società che è di per sé complessa.
in particolare nei servizi sul territorio e nei servizi sociali. Abbiamo visto, ce l'ha dimostrato la pandemia purtroppo, che i servizi territoriali sono stati quelli che sono stati maggiormente investiti dalla cosa e quelli che hanno avuto più difficoltà a rispondere a quelle che erano le esigenze. E quindi c'è sicuramente questo, ma dall'altro noi diciamo dobbiamo anche mettere in campo quelle iniziative che diano una risposta, tra virgolette, alle famiglie, penso ai servizi educativi, penso agli asili nido, penso a tutto il tema della casa e della possibilità per chi evidentemente ha una famiglia di trovare anche un alloggio a condizioni abbordabili, dico così, e dall'altro anche il tema evidentemente, anzi anche sicuramente il tema del lavoro. Noi crediamo che un'altra delle questioni che diventano sempre più preoccupanti è l'aumento della precarietà. Aumento della precarietà, aumento di una situazione per cui le persone non trovano la possibilità evidentemente di fare quello per cui hanno studiato o quello che hanno voglia di fare, è evidente insomma che alla fine porta alla loro incapacità di costruirsi un futuro, ma anche ad avere un paese meno attrattivo e dall'altro anche ad avere più difficoltà poi a fare i servizi che servono. Certo, basti pensare che per esempio le zone appunto di montagna, zone appunto più isolate, è una cosa banalissima, non riescono a trovare medici di medicina generale, medici di base per dirti, no? Che non ci sono disponibilità, non c'è disponibilità di andare a lavorare in quei posti, per cui la cosa più semplice ed elementare. Parliamo ancora di questo naturalmente dopo la pubblicità, quindi tra pochissimo.